C'entro anch'io, c'entro anch'io. Centro anch'io di oggi, sempre qui con questa bella veduta sulla nostra città e sulle torri del castello. Il motto di oggi, il modo di dire è questo: chi som no spi non vaghe descals. Attenzione! Ed eccoci qui in compagnia della signora Nadia. Cara Nadia. Allora, guarda qua, prova a leggere questo detto popolare in dialetto, vai. Chi somma spi nel vagel descals. Insomma, sei stata bravina, nella lettura 7,5. Vediamo ora nella spiegazione, cara Nadia. Allora, dai miei vaghi ricordi che ho del dialetto bresciano, dovrebbe essere chi semina spine non vada scalzo. Somna, quindi il verbo somna è seminare, quindi chi semina spine e che... Non vada scalzo. Prego? Non vada scalzo. Ma al giorno d'oggi, cioè voglio dire, Nadia, chi è che si mette a seminare spine e poi a camminare scalzi? Cioè voglio dire, che vuol dire? Potrebbe essere anche chi la fa l'aspetti. Ah, ecco che la vendetta è sempre dietro l'angolo. Tu sei attenta, Nadia, o sei una a cui piace fare gli scherzetti? Non dico ritorsioni, per carità di Dio, però... Allora, a chi sono in confidenza qualche dispettuccio, se no... Racconti un dispettuccio veloce. A chi li fai questi dispettucci? In confidenza chi? Il marito? La famiglia? No, a chi? Ai colleghi che li fanno a me. Hai capito, Nadia? Oh, qui ora siamo in compagnia del signor... Mario, sì. Mario, caro Mario, lei un po' il dialetto lo bazzica? Dialetto, ma certe frasi in dialetto non so neanche più tradurle. Però lei è di Brescia, nativo di Brescia? Brescia, di Villa Glori. Ah, beh, zona Villa Gloria, insomma, qua in città. Allora, guardi un po', provi a leggere questo proverbio. Riesce, ha bisogno di occhiali, non occhiali, spero... Ah, lo leggo io altrimenti, Non devo mettere gli occhiali poi. Faccio io allora. Chi somna spi non vaghe descals o descals, signor Mario. Secondo lei che significa questo? Sa tradurlo? So tradurlo. Chi va a piedi nudi non deve seminare le spine. Invertito, ma è giusto. Cioè che lei no, anche in estate lei magari va a piedi nudi. Ragazzo, andavo sì a piedi nudi, come un po' tutti. E beccava le spine? Come? Si rompeva anche di chi che dicevano che sapevano le sigole perché si rompivano le unghie dei piedi. Siamo ora in compagnia della signora Monica Stanga. Eccoci qua, signora Monica. Beh, lei è giovane, quindi ancora in attività lavorativa, vero? Sì, lavoro ancora, però non sono più giovanissima. Di che si occupa? Lavoro per lo stabilimento Iveco di Brescia. Beh, insomma, bene, un lavoro anche questo impegnativo. Beh, cos'è la componente più maschile o femminile nel suo ufficio, nella sua azienda, insomma? È una componente più maschile, metalmeccanico, quindi... Ma lei si fa valere, Ma io lavoro con passione, ci lavorava prima mio padre, quindi è veramente un piacere per me. Vediamo se è un piacere anche per noi sentire il suo dialetto. Lei conosce un po' il dialetto, signora Monica? Un pochino sì. Ne parla in famiglia magari? Non troppo. Lo leggo io. Chi somna spi non vaghe descals. Ha capito qualcosa, qualche parola di queste? Chi semina spine non vada scalzo. Giustamente. C'è un significato letterale, poi se vogliamo uno più metaforico, insomma. Che chi semina raccoglie probabilmente, quindi se hai seminato bene va tutto bene, se invece hai seminato male ti farai anche del male, cioè penso che sia un po' così. Chi somno spi non vaghe descals, chi semina spine poi non cammini scalzo. Chi la fa l'aspetti, insomma, attenzione a dare fregature o cercare di imbrogliare la gente, perché poi le fregature e gli imbrogli gli si potrebbero rivoltare contro. Attenzione anche a questo. Amici e amiche, alla prossima, grazie, arrivederci.